Doppio colpo per il Veneto dopo le Olimpiadi invernali del 2026, assegnate anche le Olimpiadi giovanili del 2028. Segno, dice il presidente del Veneto, che gli impianti saranno più che utilizzati, oltre ad essere anche un esempio da imitare, e cita la pista di bob. Noi siamo assolutamente in linea con tutto quello che sono le venue sportive e quindi i cantieri dello sport olimpico. Quindi le Olimpiadi si faranno alla grande. Sottolineo che il cantiere del bob, che sono 118 milioni di euro, è un cantiere oltretutto che è più avanti del cronoprogramma, quindi non escluderei che a marzo già si faccia un test. Ma ricordo anche che il bob non sarà solo un grande cantiere sportivo e quindi una grande opera sportiva, ma vedrete che potremo proporre il bob come un'opera veramente di grande levatura architettonica e ingegneristica, e ci sarà chi andrà lì per vedere proprio l'opera, tanto è vero che già oggi facoltà di ingegneria, studenti eccetera vanno a vedere anche i cantieri, quindi quando sarà ultimata sarà una delle opere iconiche a livello mondiale da andare a visitare. Doppia soddisfazione anche per il sindaco della Perla delle Dolomiti, Gianluca Lorenzi. È un segnale molto importante, una dimostrazione che il lavoro che stiamo facendo sta dando dei risultati. Il fatto che Cortina sia stata scelta per il bob skeleton slittino è una risposta concreta su quello che è la progettazione e la pista che vedremo già nel 26, quindi sono veramente soddisfatto e contento. Per quanto riguarda la disciplina del curling mi vede particolarmente coinvolto perché è una disciplina che ho praticato per anni e quindi a Cortina avere anche questa disciplina durante gli Young Olympics Games è sicuramente fonte di soddisfazione. Sicuramente abbiamo tutto il know-how da mettere a terra e per far sì che questo evento sia al massimo del livello. Io ringrazio tantissimo il Presidente Zaia e la Regione Veneto per aver creduto in Cortina. Andiamo avanti, oggi abbiamo le Olimpiadi, domani gli Young Olympic Games, anni importanti, grandi investimenti, però queste sono grandi soddisfazioni che dimostrano che il buon lavoro che stiamo facendo porta dei grossi risultati. Quindi aspettiamo i giovani nel 2028, aspettiamo le loro famiglie che vengano a godersi Cortina con tutto quello che saranno i nuovi servizi